Va ora in onda Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio. Il proverbio è come una Bibbia del popolo che si adatta alle più svariate circostanze della vita sociale e naturale. Sono definiti anche saggezza dei popoli. I padri li insegnano ai figli e li tramandano così di generazione in generazione. Benedetto Croce definì i proverbi il monumento parlato del buon senso. È con questa premessa che oggi abbiamo il piacere di presentare in anteprima il libro Proverbi de Confin, detti popolari tra Prealpi Venete e Altopiano Messicano. Diamo il benvenuti a Mariano Lio e Edoardo Crivelli. Ciao a tutti. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, com'è nato questo sodalizio intanto? Partiamo così, partiamo lontano, no? Ma il sodalizio con Edoardo nasce già qualche anno fa perché, data la sua origine segusinese, ricordiamo che in Messico c'è un paese di oltre 3.000 abitanti che la quasi totalità è di origine veneta e in particolare proveniente dal Basso Feltrino, l'Alto Trevigiano. Quindi Edoardo ha mantenuto sempre i rapporti come la propria famiglia e già ci siamo conosciuti a Segusino in uno dei suoi viaggi ancora 10-15 anni fa. Allora era un poco più di un ragazzino e invece adesso è un professore universitario. Dopo si presenterà lui, però penso di aver scelto proprio la persona giusta per quello che dovevo fare io, che era tradurre questi proverbi dialettali. Sentiamo Edoardo. Allora Edoardo, intanto sei arrivato da poco in Italia, no? Buongiorno. È la prima volta? No, perché sei già arrivato. No, sono già stato altre volte in Italia, okay. E ho avuto il piacere di conoscere Mariano e questa volta ho ricevuto l'invito di Mariano. Mi ha fatto piacere poter partecipare perché è anche un modo di ritrovarmi con le mie radici e capire un po' della storia anche del mio paese e dopo fare questo libro è stato con molto piacere perché ho ricordato i proverbi che diceva mia nonna, che dice mia mamma, mio papà, e allora è stata una esperienza interessante. Comunque nessuno direbbe che sei messicano, parli benissimo italiano, parli benissimo lo spagnolo, parli benissimo il dialetto e d'altronde. Ascolta, come nasce l'idea di un libro che apparentemente sembra semplice, ma invece io credo sia molto molto complicato? Ma allora, di base in queste cose c'è sempre una certa passione, perché qui non si contano, come si dice, le ore, è una cosa che uno possiede o no e esercita nei decenni, perché raccogliere oltre 750 proverbi, avendone verificato l'origine locale, non è una cosa che si riesce a delimitare nel tempo, ci vogliono anni, nel mio caso anche decenni, perché ho cominciato alla fine degli anni '80 per raccoglierli. Gli obiettivi sono quelli di soddisfare una passione personale, che è quella di cultura locale, antropologia, tradizioni, dialetto. Lo scopo è quello di approfittare, è una parola sbagliata, sì, ma anche approfittare di questa occasione dei 40 anni del gemellaggio fra Segusino e Chipilo, che ripetiamo è in Messico, nello stato di Puebla, e in occasione dei 140 anni della fondazione di questa comunità messicana in mezzo all'altopiano, e quindi di creare ancora un'occasione di mantenimento dei rapporti, perché una qualsiasi lingua nasce, e cultura nasce, vive e muore a seconda se viene praticata, se viene curata, come un albero, come una pianta, come un fiore. Non basta farla nascere, ma bisogna anche coltivarla e curarla. La stessa cosa vale per il dialetto, e quindi
questo rapporto antico che esiste fra queste due comunità trova nel linguaggio probabilmente il fatto più evidente. Uno che da Belluno dovesse passare casualmente per il Messico e sente parlare di una comunità italiana in mezzo e ci passa, la prima cosa che lo prenderà e lo farà rimanere a bocca aperta è sentire come parlano. Potrà comunicare, cioè uno fa un viaggio di 20 ore fra macchina, aereo, pullman e calessi e cavalli e quello che è, e arriva in una comunità così lontana dove dice ma sono dove poi qua? La gente che ti dice ciao, che ti invita a mangiare la polenta col baccalà, col tocio, col cunicio, è una cosa incredibile. E il secondo obiettivo è quello di raggiungere più veneti possibile in giro per il mondo. Che sono tanti, Che sono milioni, quindi... E mi diceva prima Edoardo a microfono spento che la vostra cittadina, che poi non è proprio così piccola, sono 3.000 abitanti, no? Meno, sì. 3.000 abitanti che hanno origini venete. Sì, allora, questo paese, cittadina come volete chiamarlo, è stato fondato nel 1882 da un gruppo di famiglie provenienti, come ha spiegato Mariano, nel Basso Feltrino, nell'Alto Trevigiano, e si è preservata dopo 140 anni, e lì continuiamo a parlare veneto tutti i giorni. In famiglia si parla veneto, nella strada, con gli amici si parla sempre veneto, che parliamo un veneto che è più simile al bellunese, no? per l'origine di queste famiglie, e quindi siamo là. Una cosa che volevo dire è che Mariano ha anche altri libri, è un'opera grande, importante, e a Cipilo si leggeva, no? Le dicevo, quando ero bambino mia nonna aveva un libro suo fotocopiato e mi diceva ma guarda qua c'è bien spiegato come che è il cognome, come che è il soranome. È interessante perché io non avrei mai pensato, cioè sinceramente, di conoscere Mariano, che era quello del libro che aveva mia nonna in fotocopie, e dopo è stato lui che l'ho conosciuto e poi è stato lui a chiamarmi. E lì ti si è aperto un mondo, no? Wow, cioè per me è un'esperienza straordinaria. Ma io ho visto, guardando un pochino il libro che avete portato, che ci sono anche tante fotografie degli anni 30, 40 e 50. Come mai questo periodo? Perché prima non siete riusciti a recuperarle o perché proprio il libro è stato scritto in base a quegli anni? No, allora le foto che io ritengo importantissime, perché una foto scelta e che riproduce certe situazioni parla come un libro. È vero. Sono principalmente degli anni 30, 40 e 50, perché ho una collezione di foto vecchie tratte dall'archivio di un fotografo di paese, ed è il periodo in cui c'è più roba disponibile, ma tutte foto molto belle. Se ne sono aggiunte anche degli anni 20 e qualcosa anni 60, ma non è perché non ce ne siano anche di più vecchie, ma era per dare l'idea di un periodo, ma non è strettamente legato ai proverbi. I proverbi hanno secoli, non si troverebbero mai delle foto riconducibili ai proverbi. Alcuni hanno secoli sicuramente, potrebbero avere 1000 anni, potrebbero essere ancora più antichi, nel senso che la lingua, come dicevamo, è una materia viva. Quindi anche i proverbi in effetti in alcune forme si sono quasi diventati dei fossili, nel senso che si riportano anche con termini che magari ci sfuggono nel significato, ma cogliamo il significato complessivo. Cioè alcuni proverbi li sappiamo usare al di là di capirne effettivamente il significato delle singole parole. Capiamo il proverbo nel suo concetto, e quando è il momento di usarlo lo incastoniamo nel parlare quotidiano,
Magari poi se uno ti chiede ma perché quella parola, cosa vuol dire? Non lo sappiamo, però sappiamo che ci sta bene in quel contesto. Ed è qui che viene in aiuto il fatto di averli tradotti in italiano letterale, che il più delle volte esprime un significato assurdo, perché il proverbio ha il significato, diciamo, della morale che ne esce, dell'insegnamento che ne esce, ma letteralmente è davvero incomprensibile. Tradurlo in italiano e magari conoscere il significato delle parole che lo compongono aiuta a capire come sono nati. Certo, poi io trovo che i proverbi sono sempre attuali, no? Noi dalle nostre generazioni passate impariamo sempre tanto. I proverbi ci rinfrescano un po' la memoria e è impressionante di come riusciamo ancora oggi a collocarli. Una volta dicevano che erano le stupidate contadine, ne abbiamo parlato anche prima, e invece erano la saggezza. È un errore considerare il dialetto come una forma quasi non di ignoranza, una cosa che tendiamo come a disconoscere, a voler a tutti i costi dimenticare. Questo avveniva magari nei decenni precedenti, in cui si usciva da situazioni tristi dal punto di vista bellico ed economico. E quando c'è stato anche il boom degli anni 60-70, che è stato il periodo che di più ha fatto in un certo senso disprezzare e cercare di dimenticare i mobili vecchi di noce che avevamo in casa, gli oggetti. Infatti si era optato per la formica, no? Perché la formica si pulisce meglio con la spugnetta, certo, no? E dopo siamo andati alla ricerca del mobile vecchio. Adesso che non c'è più un problema di sopravvivenza e di bisogno di andare in Messico, adesso in Messico uno ci va perché ha il piacere di fare un giro turistico, perché ha il piacere di andare a trovare gli amici, perché vuole fare la vacanza. Non si emigra ancora, ma il proverbio aiuta a tenere vive tante cose che se no andrebbero dimenticate. Quindi allora, il vostro libro è stato anche l'avete scritto a quante mani? 2, 4, 6, perché c'è anche la linguista dell'Università di Padova, Flavia Orsini. Ecco, vogliamo parlare di questa linguista, cosa pensa del vostro capolavoro, perché poi è un gioiellino, eh? Sì, Flavia Orsini non è altro che una conferma che abbiamo fatto un bel lavoro, secondo noi, perché Flavia Orsini, oltre ad essere una importante linguista dell'Università di Padova, è stata coautrice nel 1982 del primo libro che ha trattato l'argomento segusino, cipilo, gemellaggio ed emigrazione di un bel numero di famiglie provenienti da Quero, da Feltre, da Alano, da Valdobbiadene, da Segusino, da Maser. Il fatto che lei abbia accettato di fare la premessa e di descrivere cos'è il proverbio, come nasce, come si sviluppa, le varie tipologie di proverbio, ha aggiunto quell'apporto che dà l'idea che è un lavoro serio. Io ho fatto la ricerca, il mio merito è limitato, nel senso che io ho raccolto da interviste fatte con le persone anziane, ho raccolto tutti i proverbi. Scusa se è poco, è un lavoraccio. Non li ho inventati io, e questo è. Io li ho raccolti, e quelli che compaiono vuol dire che ho trovato conferma di almeno 3, 4, 5 persone, perché in qualsiasi paese se ne possono raccogliere anche migliaia. Però se uno ha il genitore che viene da Udine e l'altro da Taranto, si possono raccogliere proverbi che non c'entrano niente col territorio. Se invece una volta raccolti si continua a sottoporli alla revisione degli anziani
e questi ti dicono sì, questo no, questo mai sentito. Quando un proverbio è sentito da 4-5 persone è la conferma che è locale. Quindi la Flavia Orsini anche Edoardo la conosce. Credo che sia interessante dal punto di vista linguistico, perché mette lì un approccio più accademico e spiega cos'è un proverbio e come si tramandano, eccetera. Quello che è interessante anche del libro è vedere come questi proverbi si sono tramandati in una comunità oltreoceano. Nel Messico si sono preservati per 140 anni e si continuano a ascoltare per strada, in famiglia, eccetera, con variazioni, a volte sono gli stessi. E quello che il merito che ha fatto Mariano è stato proprio cercare di capire come funziona una comunità binazionale, si può dire, perché tanto qua in Italia come là in Messico si preserva una specie di memoria collettiva che non si è mai persa. Dopo io parlerò un po' del mio compito, che il proverbio è già un linguaggio scuro, enigmatico, a volte, come diceva, difficile da capire. Tradurlo è difficile in italiano e poi tradurlo in spagnolo è ancora anche più difficile, perché a volte Immagino. le parole non fanno senso, non fanno rima o non fanno, e quindi resta una traduzione che sembra che non ha senso. Ma anche quello che abbiamo voluto fare è lasciare questa traduzione letterale, anche se non ha senso, perché allora ci sono lì le parole che poi se qualcuno se l'ha dimenticata, magari legge il proverbio e vede la parola e dopo la vede tradotta in spagnolo. Se noi avessimo cercato la rima o cercato un proverbio simile in spagnolo, perde il senso anche dell'opera, perché magari si dice con altre parole, ma allora non si possono recuperare queste parole che ci sono in questo libro. Infatti, che è ad interessante. aiutare quello che sta dicendo Edoardo è il fatto che compare un glossario finale, per cui tutti i termini dialettali, intanto uno si può andare a vedere cosa vuol dire quella parola. Che forse Dopo ne abbiamo bisogno anche noi. Altro che poi quelle stesse parole combinate in questa magia del proverbio prendono significati diversi, perché è come il termine ha un significato, però combinati con altri, aggiungendoci a volte dell'ironia, a volte il doppio senso, a volte la saggezza, a volte la moralità, nel complesso fanno sì che una frase che può essere di 4, 5, 6 parole, volendo possa far parlare un'ora, Sì. perché c'è dentro tantissima roba. E una cosa, io che ormai ho la mia età, come tutti ce l'hanno naturalmente, devo dire che alcuni proverbi, soprattutto quelli di vita vissuta, di moralità, di rapporti familiari, di rapporti sociali, non hanno un'unica interpretazione, ma si evolve continuamente con l'aumentare della propria maturità, della propria saggezza. Alcuni proverbi che avevo interpretato in un modo 30 anni fa, adesso rileggendoli dico, però sai che forse voleva dire anche questo, forse intendeva anche l'altro. Quindi è una materia che è piacevole da immergersi e che fa vedere che il dialetto e la cultura veneta, come tutte le culture, non la cultura veneta, devono essere salvaguardate. Prima mi sono distratto col discorso della cultura veneta, nel senso che deve essere tutelata. Deve essere tutelata perché adesso che abbiamo superato quelle difficoltà che c'erano 50 anni fa, possiamo considerare la cultura popolare davvero
una cosa da tutelare, non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo vergognarci, è una cosa che dobbiamo essere sono orgogliosi d'accordo di con te, conoscere. Mariano, perché c'è stato un periodo in cui ci si vergognava un po' di parlare dialetto, no? E invece sentire che dall'altra parte dell'oceano parlano il nostro dialetto e sono orgogliosi di parlare il dialetto, perché poi ne parlano e hanno anche tanta voglia poi di scoprire le radici, immagino, no? Tu sei stato fortunato perché sei venuto diverse volte in Italia, però immagino che tanti giovani come te non abbiano l'opportunità di venire. Ci potrebbero essere anche degli scambi culturali? Sì. Se questo venisse finanziato un pochino magari anche dallo Stato, sarebbe una bella cosa, no? È tanto che ne parliamo, soprattutto tra i giovani, Certo. scambi. Ma io penso che non sia solo di quelli di là che vengono qua, No, anche perché viceversa, può essere viceversa, certo. perché poi queste comunità che ci sono, in questo caso in Messico, ma in tutta l'America Latina, che poi ci sono altre, li mantengono forme di dire, di fare, di pensare, che sono quelle dei nonni di qua, no? Allora molte volte quando la gente va là, qua dal Veneto, dice ma così diceva mia nonna, così faceva mio nonno, è anche una scoperta interessante. Poi quando noi veniamo qua è interessantissimo, perché io vedo, non so, le case, dico così era la casa mia nonna, e quello diceva mio nonno, e c'è tutta una cultura che si rafforza Certo. in tutti i sensi, no? Quindi questi scambi che lei dice, sarebbe interessante di spingerli, di fare in modo che ci Infatti, sono siano. perfettamente d'accordo. Ne avevamo parlato anche con una ragazza brasiliana tempo fa e è un po' difficile perché non è facile, però lavorandoci sopra e se c'è la volontà di tante persone, secondo me si può fare. E poi Anche perché questo può essere d'aiuto anche per non perdere proprio quello che si diceva prima. Scusa, si può fare anche una specie di triangolo, perché noi dopo abbiamo dei rapporti con questi veneti brasiliani oppure australiani, e alla fine parliamo tutti in veneto e abbiamo una stessa cultura che è incredibile, che oltre l'oceano e oltre il tempo ci sia preservata e sia ancora viva. Che bello. In più non dobbiamo dimenticare che già il fatto di avere l'appoggio, che non è un semplice patrocinio, del comune di Segusino, del comune di Cipilo, del comune di Valdobbiadene, di Quero e di Alano, delle due province di Treviso e di Belluno, dell'ambasciata messicana del Messico, dell'Università di Puebla, della società Dante Alighieri di Puebla, che è una società culturale che tutela la cultura italiana nel mondo, quindi in tutte le grandi città del mondo c'è una società Dante Alighieri, ci dice che stiamo facendo una cosa controcorrente e di questo ce ne rendiamo conto, però che abbiamo imboccato una stradina, un pertugio che può essere praticato. Immaginare che quello che vogliamo in questa occasione proporre per il Messico potrebbe essere raggiunta e apprezzata anche in Argentina o anche in Canada o in Australia, perché c'è un filo conduttore che è quello della lingua. Alla fine, se noi aspettiamo ancora 50 anni, questo filo va spezzato irrimediabilmente. Adesso sia in Argentina, Sud America, che in Australia, che in Canada, dove sono immigrati 40, 50 anni, 60 anni fa, ci sono ancora le persone vive che sono partite da qua, quindi c'è ancora la possibilità di dire no, guarda che è questione di coltivare la cosa. Se aspettiamo 20-30 anni muoiono le generazioni che sono partite da qua e si rompe. È per questo che diventano molto importanti anche questi libri, perché bisognerebbe scrivere sempre tutto e tener documentato. La cosa scritta rimane, si fa fatica, e la peculiarità del dialetto, che è quello che fa distinguere il dialetto dalla lingua, è proprio questo, che la lingua è documentata, certo, dagli scritti, il dialetto no, però questi piccoli interventi fanno sì che
sia ancora dialetto, ma che non possa ambire a diventare lingua, ma che sia poi documentato. Al di là delle nostre esistenze, una ricerca del genere rimane. Noi con questo lavoro abbiamo interrotto il solo tramandare orale, che è importantissimo, ma che ha dei limiti. E i limiti sono dati dal tempo che passa, dalle persone che mancano, e quindi in sé è destinato a non continuare o a evolversi continuamente senza mai avere un punto fermo. Allora, quando viene presentato questo libro? Perché abbiamo parlato di tutto, però non abbiamo parlato della serata di presentazione. Sì, ormai siamo prossimi, perché è venerdì 22 luglio. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo viene presentato a Segusino, in Corte Finadri, quindi nella corte principale del municipio. Abbiamo le presenze delle autorità, e poi abbiamo Edoardo Crivelli, naturalmente, che affronterà la parte più sociologica, essendo testimone delle due realtà, e appunto Flavia Orsini, che è la linguista che conosce benissimo la cultura messicana e la cultura nostra, è linguista, ha fatto il primo libro appunto dedicato al gemellaggio. E poi ci sarà anche Giuseppe Lobrutto, che è qui in Italia quasi in maniera fortunosa. E vuoi dire tu chi è il dottor Lobrutto, che è della tua università? Sì, è il presidente della facoltà dell'Istituto di Scienze Sociali e Umanità dell'Università di Puebla, e poi noi lavoriamo insieme, e lui è venuto in Italia, conosce il CP, lo conosce la realtà, e anche grazie a lui abbiamo fatto è stato lui il tramite diciamo istituzionale, che ha messo la parte un po' accademica di questo libro, che viene che viene patrocinato, no? Sì. Certo. sostenuto sì. per l'Università di Puebla e la Società Dante Alighieri di Puebla. Quindi non resta solo qua nella storia locale, è una cosa che ha un sostegno istituzionale e accademico serio, con una delle università più grandi del Messico. E lui verrà invitato e parlerà della esperienza di conoscere CP, la realtà italiana, la migrazione, eccetera. Allora l'appuntamento è venerdì alle 19:30. Edoardo, tu quanto ti fermi in Italia? E io mi fermo fino al 6 di agosto. Quindi andrai sì. anche al mare, immagino. Al Piave, al massimo. Piave Beach. Vabbè, dai, in questo periodo l'acqua bella fresca aiuta. Sì. Infatti noi ci stiamo letteralmente colando, qua in studio fa un caldo atroce. Io direi che vi ringrazio intanto per essere stati con noi. Mi piacciono sempre questi scambi, perché si conoscono tante persone, e è veramente vedere anche scusa Mariano, però un giovane che veramente ti dà tanto, perché è tanta roba. Grazie Edoardo, grazie Mariano per essere stati con noi. Alla prossima. Grazie a voi dell'invito, e spero di vedervi, se non a Segusino, ma in altre occasioni che avremo di presentare il libro o di vedere il libro direttamente. Grazie mille. Grazie. Avete ascoltato Dentro la Notizia, a cura di Manuela Gaio.